Siamo con Massimo Benettello, il direttore di Cantina Viticoltori Ponte. 1948, l'anno di fondazione. Oggi 14 milioni di bottiglie distribuite in Italia e nel mondo, una realtà importante. Sì, siamo orgogliosi di aver portato avanti quello che è stata l'idea che 13 soci nel 1948 hanno avuto di mettersi insieme per valorizzare le proprie risorse. Sapere che il lavoro di quei 13 oggi è nelle tavole anche di clienti negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, in altri 20 paesi per quanto ci riguarda, è sicuramente un grande motivo d'orgoglio. Ed è per questo che i nomi dei vostri dipendenti sono stati scritti anche sul vostro stand. Sì, è una delle cose sulla quale crediamo molto. Noi siamo un insieme di famiglie, tante famiglie che rappresentano delle persone e degli uomini. E infatti nel nostro logo c'è scritto Uomini e Vigne 1948 e le 60 persone che formano questa azienda sono scritte tutte nel nostro stand. Oggi ci sono qui ospiti, le ragazze dell'Imoco Volley, e ci racconti questo rapporto. Una delle cose, il nostro fondatore aveva detto che dovevamo impegnarci per dare sostegno economico ai soci e di essere di sostegno al territorio. Noi siamo impegnati in due ambiti, la cultura e lo sport, e quindi tra queste cose abbiamo appunto la linea Fenice è un modo di sostenere il teatro, il salotto musicale è un'altra delle cose importanti per la cultura. Ieri eravamo qua a Miss Italia, che è un modo per rappresentare anche lì ristorazione, la capacità del territorio, perché siamo collegati con loro e quindi ha fatto un altro elemento per la cultura. E invece con lo sport siamo partiti qualche anno fa con la maratona e poi siamo arrivati a questa bella iniziativa. Siamo stati i primissimi a credere nella idea di Garbellotto di Maschio, che ci hanno entusiasmati nel portare avanti quello che oggi è probabilmente una cosa sulla quale ogni più così ottimistica previsione poteva arrivare. Siamo orgogliosi di averli qui con noi. Siamo con Valentina Fiorin, la capitana dell'Imoco Volley. Com'è questo legame con Viticoltori Ponte che rappresenta il territorio? Voi siete una squadra fortemente legata al territorio trevigiano. Ponte è con noi sin da quando è nata la società dell'Imoco Volley, quindi ogni anno ci fa piacere venire qui al Vinitaly a trovarli. Li sentiamo anche molto vicini lì in casa nostra, diciamo, quando giochiamo. E niente, direi che oggi poi è anche una giornata molto, molto buona per brindare qui insieme. Perché, raccontaci, c'è stato un bel risultato questo fine settimana? Sì, ieri abbiamo giocato contro Novara, che è la capolista, abbiamo vinto 3-2 in casa al Palaverde davanti a più di 5.000 persone, una partita sofferta, anche il tie break è finito 20-18, quindi non poteva esserci modo migliore, insomma, per vincere quella partita e per venire anche qui al Vinitaly.